Eccoci cari telespettatori, come vi preannunciavo uno spazio dedicato come sempre in collaborazione con lo SPI CGIL del Veneto, dedicato a tutti i cittadini, non solo pensionati e pensionandi, perché effettivamente come ci fate presente anche voi che ci scrivete, vi ringraziamo di questo, tutti sono interessati a quello che dice il sindacato dei pensionati, anche perché prima o poi tutti auspicano di diventare pensionati. Allora abbiamo il piacere di essere collegati, e la ringraziamo per il tempo che ci dedica, la segretaria generale SPI CGIL del Veneto Nicoletta Biancardi. Grazie segretaria. Grazie a voi, un saluto a lei e a tutti coloro che ci seguono da casa. Lo ricordiamo perché ancora all'inizio bisogna sempre dirlo, la neosegretaria, sì, è passati pochi mesi, perché poi il tempo vola, però di fresca nomina, di fresca elezione, quindi magari avremo modo anche di conoscerci di più, di farsi conoscere di più anche al nostro pubblico e di raccontarsi e raccontare quelli che sono i propositi per questa nuova gestione, insomma, del sindacato dei pensionati. Assolutamente sì, ci sarà un'occasione, magari dedicheremo, non so, una puntata, uno spazio rispetto anche a quelle che sono le nostre non solo intenzioni, ma quello che stiamo mettendo in campo e stiamo programmando per il 2024 come SPI CGIL Veneto, in parte proseguendo una strada già tracciata e molto importante dalla precedente segretaria dello SPI del Veneto Elena Di Gregorio, ma in parte anche, diciamo, innovando rispetto anche ai bisogni che poi la popolazione e anche i nostri iscritti ci segnalano e ci chiedono, e quindi insomma un bel lavoro, una bella responsabilità per tutti noi. Assolutamente sì, noi vi seguiremo in questo e intanto tutti quanti seguiamo quello che state organizzando. Abbiamo parlato in passato di manifestazioni, di scioperi, c'è stato uno sciopero importante ancora l'11 aprile, uno sciopero generale con la partecipazione della CGIL, dello SPI CGIL, 20 aprile manifestazione nazionale a Roma e poi ci sarà anche a Napoli il 25 maggio. Spieghiamo ai nostri telespettatori di che cosa si tratta e perché siete proprio sostenitori in prima fila in questo tipo di azione che è molto importante in questo momento. Certo. Allora, innanzitutto è bene ricordare anche a noi stessi che questo è un pezzo di mobilitazione che la CGIL, ma soprattutto lo SPI CGIL assieme alla stessa, stanno facendo da diverso tempo. Possiamo dire che la fase di mobilitazione è iniziata già alla fine della pandemia, quindi fine autunno, diciamo, 2022. E è proseguito poi anche tutto il 2023. Adesso non abbiamo il tempo per poter fare l'elenco di tutte le manifestazioni fatte, sì, ma se le andiamo a vedere, se abbiamo la curiosità, anche il 2023 è stato ricco di mobilitazioni, quindi una mobilitazione lunga, molto articolata e anche complessa, sia sui temi che noi andiamo a trattare, ma anche sugli attori che noi vogliamo coinvolgere, e qui lo vediamo in questa slide. C'è stato da pochi giorni, è stato fatto uno sciopero generale, devo dire anche molto riuscito e anche partecipato nelle manifestazioni esterne, oltre che all'astensione dal lavoro. Saremo il 20 aprile, quindi sabato prossimo, a manifestare con una manifestazione nazionale. CGIL e UIL saremo in piazza Roma, tra l'altro anche in un posto, diciamo, nuovo e diverso, anche con un percorso nuovo rispetto, diciamo, alle classiche piazze che si conoscono delle manifestazioni della CGIL, e sia l'11 che il 20 aprile si legano, diciamo, da un filo rosso, ovvero i temi sono gli stessi e quindi va posto, per così dire, un accento molto più importante e pesante. Già lo slogan lo dice: adesso basta. È uno slogan che abbiamo utilizzato anche a novembre 2023, sempre in occasione diciamo degli scioperi, perché ci sono stati più scioperi generali 2023 legati a questi temi e legati anche alla legge di stabilità. I temi, come leggete dal volantino, sono salute e sicurezza, quindi nei luoghi di lavoro, il diritto alla cura e alla sanità pubblica, la riforma fiscale e la tutela dei salari. Quindi queste due manifestazioni, sciopero prima, manifestazione sabato, sono legati e collegati da questi temi. Il 25 maggio invece, che era
così messo e appostato, giustamente segnalato nella slide precedente, riguarda invece una manifestazione nazionale che noi faremo a Roma, ed è nel percorso, nel percorso diciamo della Via Maestra. La Via Maestra vede la CGIL protagonista assieme a tante associazioni nazionali del territorio, culturali, di volontariato, a difesa della nostra Costituzione e di tutti i diritti costituzionali. Una prima manifestazione della Via Maestra è stata fatta l'anno scorso, se non erro, il 24 giugno, proprio sulla salute, sul diritto alla salute, quindi l'articolo 32, è proseguita poi in autunno con la grande manifestazione del 7 ottobre, sempre a Roma, sempre in difesa, diciamo, della nostra Costituzione, in particolar modo contro l'autonomia differenziata e contro il premierato. Quindi ecco, prepareremo dopo sabato, quindi dopo il 20 aprile, entro il 25 di maggio, anche tutta una campagna di assemblee dove noi ritorneremo, anzi siamo sempre sul territorio, ma ritorneremo con questi temi della Via Maestra per preparare questa grande manifestazione che verrà fatta in questo caso non a Roma ma a Napoli. Certo. Se invece, facendo un passettino indietro, se vogliamo ritornare, diciamo, invece ai temi della nostra manifestazione di sabato, come abbiamo visto nella slide, sono 4. Tutti importanti per lo SPI, perché anche dove c'è il lavoro c'è lo SPI. Intanto ricordiamo che le pensionate e i pensionati, prima di essere tali, sono stati lavoratori e lavoratrici e quindi conoscono bene il mondo del lavoro e tutte le difficoltà, ma sono sempre a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, ma aggiungiamo anche delle persone che stanno cercando lavoro, quindi di disoccupati, disoccupate, ma anche degli studenti e delle studentesse, per difendere il mondo del lavoro e tutto quello che riguarda il lavoro, i diritti del lavoro e la valorizzazione del lavoro. Certo. Cosa chiediamo? Ecco, la slide è molto esplicativa e anche sintetica e dice diritto alla cura, difeso e rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, poi c'è un altro filone, l'aumento dei salari e delle pensioni, l'altra voce è la riforma fiscale, per chiudere, ma non perché sia l'ultimo tema, anzi è un tema molto caldo e molto importante, quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se noi vogliamo partire, diciamo, dal diritto alla cura, quindi alla salute, ricordiamo sempre che la salute è proprio citata e sancita dalla nostra Costituzione all'articolo 32 e quindi noi vogliamo tutelare il diritto alla salute, ma vogliamo anche un servizio sanitario nazionale, ma aggiungiamo anche un sistema sociosanitario che siano pubblici e che siano universali e quindi che ci siano più risorse riversate su questo e soprattutto non solo risorse economiche ma anche umane e organizzative. Quindi bisogna aumentare il finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale sia in termini assoluti ma anche in rapporto con il PIL. Poi se vogliamo questo abbiamo anche bisogno di destinare delle risorse importanti per il rinnovo del contratto della sanità, ricordiamo 2022-2024, e anche realizzare un piano straordinario di assunzioni del personale, perché non possiamo curarci se non abbiamo il personale sanitario, tra l'altro superando quelli che sono i tetti di spesa del personale appunto in sanità, ma tra l'altro anche promuovendo e rendendo anche molto più appetibile, per così dire, le professioni sanitarie. Bisogna poi anche rilanciare quella che è la sanità, per così dire, territoriale, i servizi anche di prossimità, di cui le persone hanno tanto bisogno. Pensiamo a tutte le risorse del PNRR, noi vogliamo che queste risorse siano messe a terra, che vengano aperti realmente quelli che sono non solo i punti sanità, le conosciamo come le case delle comunità, ma anche gli ospedali di comunità. Le persone hanno bisogno di trovare i servizi di prossimità vicini a loro e vicini al territorio, quindi medici di medicina generale, servizi che possiamo trovare nelle case di comunità fino ad arrivare alla rete ospedaliera, che va anche questa rivista, ripotenziata, per così dire riaggiornata. Pensiamo anche alla difficoltà che troviamo nell'accedere ad esempio al pronto soccorso. A volte, anzi spesso, ci sono anche tanti codici bianchi, quindi i codici bianchi si riversano sul pronto soccorso perché le persone non trovano i servizi invece
utili, diciamo, nel territorio, quelli che potrebbero essere erogati ad esempio attraverso le case di comunità. Ma poi c'è anche tutta la parte da valorizzare sia per i consultori familiari pubblici, ma anche investire sulla salute mentale. Sempre di più ce n'è bisogno, la pandemia ce l'ha, per così dire, fatto emergere come nuovo bisogno e come priorità, e ricordiamo che soprattutto le studentesse e gli studenti ci chiedono di investire molto su questo. Tra l'altro, grazie, diciamo, a una ricerca fatta dallo SPI CGIL nazionale con l'IRIS Emilia Romagna, questa indagine ha fatto sì, parlando con 30.000 studentesse e studenti, che emergessero questi problemi, e tra l'altro è stata anche, per così dire, consegnata alla politica una proposta di legge che riguarda proprio la salute mentale e il benessere psicofisico degli studenti e delle studentesse, dove si chiede per tutte le scuole un apporto, un supporto anche psicologico. Abbiamo pochissimo tempo a disposizione, appunto abbiamo solo un paio di minuti, per cui facciamo sintesi di delle voci che lei, il tempo vola. Allora, magari mi concentro sul fisco, perché il fisco, anche qui noi vogliamo che vada a rispondere al dettato costituzionale, quindi all'articolo 53 della nostra Costituzione, che dice di voler un fisco che sia progressivo e che ogni persona vi possa partecipare in base alla proprie possibilità contributive. Il fisco cosa serve? Per quello che è importante ricordarlo, serve per le risorse che vanno al welfare, quindi vanno a tutti, finanziare quindi la sanità, finanziare l'istruzione, la non autosufficienza, tutti gli interventi pubblici di cui le persone hanno bisogno, ma anche gli investimenti pubblici che vanno ad arricchire quello che è il nostro paese. La riforma fiscale che viene, per così dire, disegnata dal governo Meloni a noi non ci sta bene, a partire dalla flat tax, che è assolutamente iniqua. Non combatte quella che è l'evasione fiscale, molto importante in Italia, che potrebbe dare risorse appunto da riversare sul welfare pubblico. Noi chiediamo che ci sia l'indicizzazione anche delle detrazioni, sia per le pensioni che diciamo per il lavoro dipendente, certo, e soprattutto vengano abbassate le tasse a pensionati e lavoratori dipendenti, che, ricordiamolo, oggi pagano il 90% circa dell'IRPEF che viene versata allo Stato. Quindi il famoso cuneo fiscale. L'evasione, che è una piaga del nostro paese. Certo, io la ringrazio. Noi sarebbe meglio anche approfondire le singole voci, perché sono tutte molto importanti. Intanto abbiamo le sedi, siamo giunti in chiusura, abbiamo le vostre sedi territoriali che sono sempre aperte e disponibili anche per i controlli della pensione, di cui abbiamo parlato più e più volte. Fate controllare la vostra pensione, perché è un modo per recuperare tante volte dei soldi. Ci sono dei diritti inespressi, perché tante cose vanno chieste, se non vengono chieste perché si pensa di non averne il diritto, si perdono. Questo è sempre bene precisarlo. Allora, assolutamente sì. Allora, segretaria, noi la ringraziamo moltissimo del suo intervento, di aver precisato. Ricordiamo ancora le giornate di sciopero che saranno il 20 aprile, la manifestazione nazionale con la partecipazione fisica di molte persone a Roma. C'è ancora possibilità di essere presenti chiamando le sedi dello SPI CGIL o della CGIL, oppure il 25 maggio che invece è a Napoli, che è un po' più in là. Grazie Nicoletta Biancardi, segretaria generale dello SPI CGIL del Veneto. Grazie naturalmente Grazie a lei, e ringrazio anche tutte le persone non solo che ci hanno ascoltato, ma quelle che hanno già dato l'adesione il 20 a partecipare alla manifestazione. Possiamo già dire 1 migliaio di pensionati partiranno dal Veneto. Grazie. Benissimo, poi ci racconterete naturalmente come andrà, ma anche e soprattutto si spera ci siano degli esiti in qualche modo propositivi, questo è molto importante. Allora, io la lascio al suo lavoro, buon lavoro naturalmente. Voi telespettatori invece alla pubblicità, poi noi ci ritroviamo dopo.